stop alla cementificazione diffusa. Il Veneto è la regione dopo la Lombardia più cementificata d'Italia. Noi avvieremo il piano delle 3R, che significherà riqualificare, rigenerare e ricostruire, e lo faremo insieme all'ANCE, insieme alle categorie economiche, sociali e sindacali, insieme agli ordini professionali che da tanto tempo stanno chiedendo alla Regione Veneto un cambio di passo. L'obiettivo di Alessandra Moretti, candidata alla presidenza della regione del PD se verrà eletta. In tal caso, entro il 2020, promette, il Veneto smaltirà il 76% dei rifiuti che produce attraverso la raccolta differenziata e in questo modo, dice, si favorirà la nascita di imprese che operano nel settore del riciclo e si eviterà, prosegue, la costruzione di nuovi inceneritori e discariche. Le politiche ambientali con la sicurezza del territorio al centro della sua campagna elettorale. Manutenzione e sicurezza significano garantire a questo patrimonio straordinario che è il Veneto e ai nostri cittadini di non morire più d'acqua. E quindi noi metteremo e realizzeremo un piano straordinario per la messa in sicurezza del nostro territorio, realizzeremo nei 5 anni tutte le opere idrauliche definite urgenti a partire dai bacini di laminazione e dall'idrovia.